Allora, siamo con Eugenio Bennato al termine del concerto nell'ambito della manifestazione Terra del Mito a Pozzuoli, un concerto che è andato benissimo, il pubblico coinvolto. Pozzuoli che è un luogo caro, familiare, vero? Guarda, io prima ho detto una cosa che poteva sembrare una ruffianata nel concerto. Questo è uno dei panorami più belli del mondo. C'è questa baia, Bacoli, Campi Flegrei. Capomiseno. Sì, ma proprio questa veduta da sopra il palco di Villa Avellino è qualcosa di prezioso. E lo posso dire ormai con cognizione di causa, perché ho girato tutto il mondo, la musica mi ha portato pochi mesi fa eravamo a San Francisco, sul Golden Gate, il mese scorso eravamo in India, a Nuova Delhi, ma panorami come questo sono di livello. Tra l'altro in India sei stato per la prima volta, è stata un'esperienza molto coinvolgente. Sì, sono tornato con della musica, ho scritto delle cose lì a Nuova Delhi, nonostante siamo rimasti pochi giorni, ho conosciuto un gruppo di musicisti e ho scritto questo brano che si chiama Musica del Mondo, in cui ho coinvolto questi ragazzi indiani. Il concetto è che la musica non prevede frontiere, non le ammette, la musica unisce tutti i popoli del mondo. Senti, a tal proposito, tu che sei ambasciatore della cultura mediterranea, com'è possibile, come possiamo oggi continuare a preservare le identità locali nonostante una società globalizzata? Questa è la grande questione del presente. Io quando vedo una nuova generazione di ragazzi presenti ai miei concerti avverto questa personale intima soddisfazione di trovare conservare la propria identità, che è la scommessa più importante di questa epoca. La globalizzazione va difesa con le favole che ci hanno raccontato le nonne, con i dialetti, con gli strumenti popolari. E quando abbiamo affrontato Taranta Power, che ha avuto comunque un risultato importante e continua ad averlo, è proprio l'affermazione della propria identità, l'identità di ogni individuo. E invece una calamità è la globalizzazione che tende ad appiattire tutto su uno stesso modello indotto e non spontaneo. L'ultima domanda, stiamo parlando di culture del Mediterraneo, tu sei uno dei pochi che ha valorizzato la lingua araba, quasi poco frequentata dagli altri cantanti italiani. Se andiamo indietro nel tempo mi viene in mente Dalida, più recentemente Battiato e Radio Dervish, eppure è una lingua che ha un altissimo potenziale comunicativo dal punto di vista musicale, l'abbiamo visto anche stasera. Guarda, ci pensavo proprio in questi giorni. L'arabo è la lingua più bella del mondo, è una cosa straordinaria, la musicalità quasi magica e misteriosa, e stasera magari ascoltando Mohammed un segnale di questa musicalità dell'arabo è arrivato al pubblico. Va bene, grazie mille, grazie.